Fulmini, grandine e pioggia forte hanno colpito venerdì sera l'Alta Padovana e i dintorni di Castelfranco Veneto. A San Martino di Lupari molte famiglie sono rimaste senza energia elettrica per la caduta di alcuni pali dell'Enel. A Riese Pio X e nella frazione di Vallà 9 minuti di vento potente, pioggia e grandine hanno fatto cadere rami di piante su 2 automobili, danneggiandole, e sradicato almeno 5 alberi, tra questi 2 platani. Tende strappate via, segnali stradali piegati, cartelli pubblicitari a pezzi. Dietro la chiesa di Vallà è in parte crollata la copertura della vecchia villa. Il vento ha anche alzato tegole di case. Un violentissimo temporale che per alcuni lunghi attimi ha riportato i riesini alla tromba d'aria del giugno 2009, un evento che ha lasciato ferite non ancora guarite. Ieri tremava, a casa tremava ancora, quindi il sospetto era quello. I 3 minuti che dura mi ha fatto sospettare che un'altra roba un bagno un'altra volta. No, ho fatto ora tirare su la capotina di sora perché era talmente forte il vento che mi ha toccato andare dentro e non era neanche buona sarà la porta. La macchina comunale è intervenuta subito, lavorando fino a tarda sera nel ripristino della viabilità principale, con le ultime rimozioni meno urgenti di rami pericolanti per tutta la mattina. Una ventina di uomini tra operai comunali e volontari hanno rimesso in sicurezza la strada tra Riese Centro e Vallà, dove nel 2009 la tromba d'aria causò alcune decine di feriti e centinaia di sfollati. Ovviamente 6 anni sono un tempo estremamente breve, soprattutto nella frazione di Vallà la gente era molto preoccupata che ci potesse essere un ripetersi di quanto accaduto. Fortunatamente hanno capito fin da subito che non era stato il caso, è stata una fortuna, questo è innegabile. Non solo paura ma anche danni ingenti nel vivaio di Pier Giorgio Porcellato. Il vento ha buttato a terra tutte le piante sopra i 20 centimetri, compresi antichi sugheri e ulivi, e scoperchiato le serre. La rimanenza di una serra dove metto le piante a coperto, i ferri addirittura in tortoei, e dici guardi qualcosa che devo farmi, non so. Con un gruppo di amici, Porcellato ha rimesso in piedi tutte le piante in vista delle vendite del sabato. Il suo vivaio fu già seriamente colpito nel 2009, ma dice il titolare che nessun ente lo ha mai indennizzato. A parte gli amici, anche oggi poca solidarietà.